resettata la posizione, quindi ritornerà nell'organico nostro. Quindi hai fatto un contratto, cioè voglio dire, fino a giugno 2014? Adesso poi sarà una questione tecnica che svilupperà la parte tecnica, però diciamo che rientrerà in organico, poi si rientrerà il come e dove sarà oggetto di negozio. Poi, visto che appunto è arrivato Rocchi, se con l'arrivo di Rocchi si può dire che la salvezza sia più vicina? Allora, innanzitutto sapete cosa penso io in merito a questo termine. Devo dire che ovviamente abbiamo condiviso e voluto fortemente Tommaso Rocchi perché ovviamente riteniamo che ci possa dare un valore aggiunto sotto tutti i punti di vista, oltre a quello dello score anche quello della sua esperienza, del fatto di essere un uomo che nel rapporto, perché poi come ha detto lui è reciproco anche da parte mia, si è instaurata un'empatia e un apprezzamento sul fatto che ho visto prima l'uomo di spessore e poi ovviamente il giocatore ha un curriculum che parla, non dobbiamo stare a discutere niente. Quindi direi che è per fare sempre meglio, diciamo così. Lascerei ai colleghi del TV perché c'è allenamento, una comunicazione di servizio. Il mister ci ha dato deroga per 5 minuti, se volete venire a campo a fare le riprese foto alle 2-10 ci troviamo. Quindi correte. Bene, se volete io Sì, aspetta in mano con... Femo un poco a volta tutti, un po' alla volta ci stiamo tutti. Ok, qua un secondo per cortesia. Qua al centro. Qui un attimo, grazie. e voilà. Prego, grazie. Massimo, io ho bisogno di vedere l'osso un attimo, lo fai mettere giusto con la maglietta. Se fai un piacere venire sopra. Grazie. Non vuoi venire a campo? Sì, però la maglietta non ce l'hai a campo. Perché non ce l'ho? Sì? La facciamo così, dai. Dai, facciamo dopo il campo. Facciamo a campo? Sì, sì, dopo quella. Vestiamo tutto, non so. Perfetto.